Siamo là presso la chiesa madre di Aragona con l'arciprete Don Angelo Chillura. Alle sue spalle c'è un bellissimo presepe. Aragona che punta a diventare, grazie alle vostre iniziative, la città dei presepi, di quei presepi fatti nelle chiese che lei vuole diffondere per la cittadina. Ecco, anche quest'anno sono stati realizzati tanti meravigliosi artistici presepi nelle chiese, nei vari posti del centro storico di Aragona. Noi cerchiamo per il momento di animare il centro storico sperando di poter coinvolgere poi tutto il paese in modo tale che in ogni zona del paese possa esserci un segno della natività. Ecco, sono dei segni che aiutano a creare il clima del Natale, perché fanno vedere il luogo in cui Gesù è nato. Qui in Chiesa Madre è stato realizzato per il quarto anno consecutivo un artistico presepe riproducendo gli ambienti abitativi del passato dei nostri paesi, dove sono stati collocati oggetti di lavoro, del lavoro di campagna, del lavoro di casa. Nel presepe sono state collocate le statue di cartapesta della fine del 1700, quindi statue che hanno un valore artistico e storico, ed è un lavoro molto bello, apprezzato da tutti. E poi un altro bellissimo presepe, anche quello meraviglioso, artistico, di grande valore, che ha una sua tipicità, è stato realizzato nella chiesa del Rosario, utilizzando la statua di San Giuseppe del Bagnasco e altre due statue della Madonna dell'Arcangelo Gabriele, inserite questi personaggi in un contesto di una tenda orientale, quindi una ricchezza di simboli, di segni che rendono prezioso quest'altro presepe nella chiesa del Rosario. E poi la chiesa del Carmine, la Provvidenza, poi davanti al Calvario, poi davanti alla chiesa della Mercede, un altro presepe con delle sagome che ha un effetto straordinario, e poi un altro presepe, dato che siamo ancora in centro storico, nella chiesa di San Francesco. Ecco, sono, dicevo, costruzioni che aiutano a vedere il mistero fondamentale del cristianesimo, la nascita di Gesù, cioè il Figlio di Dio che si fa uomo e facendosi uomo sceglie la povertà, l'umiltà, la semplicità, cioè un Dio che si incarna, ma incarnandosi sceglie le persone più semplici, le persone più umili, ed è quello il messaggio che il presepe vuole comunicare a tutti quanti. Naturalmente queste cose si realizzano perché qui ad Aragona c'è tanta gente che mette a disposizione di tutti il tempo e le qualità. Ecco, persone che fanno le cose per il bene della comunità, quindi dedicano giornate intere, serate intere a realizzare queste cose, ma per il piacere di offrire alla comunità, ecco, situazioni molto belle. E quindi per questo io esprimo gratitudine a tutte queste persone, augurando che questa sensibilità possa essere allargata, estesa, e che anche in altri ambienti il prossimo anno possano essere arricchite con questi presepi.